Ed ora, cittadini di questa bella contrada, non si rimane che sottoporre al vostro giudizio il nostro ricco e importante programma. 1, 2, 3, 4! Ed ora, signore e signori, daremo inizio al nostro più grande e sensazionale spettacolo di tutti i tempi. Reduce dai più grandi teatri d'Italia e di Sardegna, ho il piacere di presentarvi il fakiro indiano Pasquale Impallomeni. Egli dice di essere un uomo, ma infatti non lo è, signori. Egli è invece una specie di mostro preistorico che, rifornito addirittura di una forza erculea, vi fa rimanere con i suoi esercizi, signori, a bocca aperta. Infatti è stato definito dalla stampa estera, e anche quella siciliana, il più grande, l'originale, il perfetto facchino bianco. Tutti gli altri non sono che volgarissimi imitazioni. E se qualcuno è scettico, sono costretto a dimostrarvi alla mano l'enciclopedia di scienzi occulti che viene in litigibilità di Parigi. Altezza, vogliamo dare una dimostrazione a questo pubblico intelligente e pieno di cultura? Ale! Attenzione! Esso riposerà su questi aguzzi chiodi come sul più morbido dei materassi. Altezza, buon riposo! Non vi impressionate, signori! Non vi impressionate! Cosa c'è, principe Pasquale? Vi fa male? No, c'è una pulce nel materasso. Il facchino è anche spiritoso! Questa è buona! Come non detto. E va bene, passeremo al secondo esercizio. Attenzione! Alzatevi, principe Impallomeni! Vedrete? Osservare! Principe! Attenzione! Ed ora assisterete al più sensazionale pasto che un uomo abbia mai fatto. Con tutto che il principe Pasquale sia malato di ulcera dinale, non si priva di cibarsi di vetro, acciaio e di affini. Attenzione! Principe, buon appetito! Ah, miracolo! Scusi.
Se gli regalate un barattolo di frutta sciroppata, lui butta la frutta e si mangia il barattolo. L'altra sera non siamo potuti rientrare al Grand Hotel, dove modestamente abbiamo preso alloggio perché si era mangiato le chiavi della camera. Signore e signori, il nostro spettacolo è terminato. Appellandomi all'articolo 244 della Costituzione, che unisce la Sicilia al Pakistan, io vi prego di dimostrare tutta la simpatia al rappresentante dell'India. Signore e signori, non opere di bene, ma soldi. Soldi in quantità, grazie, grazie. E grazie, scusino, la classe è da queste parti. Ove vanno? Ove vanno? Oh, oh, oh! E anche oggi non si mangia. Ma si è mangiato sino adesso. Ah, Ciccio, tu non mi crederai, ma c'è una bella differenza tra la tagliatella e i coltelli arrugginiti. Come dice il proverbio? Memo profeta in patria omnibus. E che vuoi dire? E che voglio dire? Che in Sicilia finiremo col morire di fame. E allora perché non ce ne andiamo nel continente? Certo che andremo in continente. E sai dove? A Reggio Calabria. No, andremo in America. In America? In America? Sì, è precisamente a New York. A New York? E come faremo ad andarci se non abbiamo i soldi del biglietto? Hai mai sentito parlare di passeggeri clandestini? Ah, sì! E sei sicuro che avremo fortuna? Fortuna! Due tipi astuti come noi! Ma non solo che ci arricchiremo, ma soprattutto saremo liberi. Sì, libertà. Ma l'avventura americana dei due fratelli Impallomeni non era iniziata certo sotto il segno della libertà. Infatti, anziché approdare alla favolosa New York, la sorte li aveva scaraventati a Nueva Curacao, capitale della piccola ma turbolenta Repubblica di Santa Prisca, oppressa dalla sanguinaria dittatura del generale José Limar, il più crudele, il più feroce di tutti i dittatori dell'America Latina. Limar! La tua ultima ora è arrivata! Mio capatazzo. L'unica cosa che mi dà fastidio è l'odore di carne bruciata. Un altro attentato. Sì, è già il 10° da questa mattina. E fortunatamente questo uniforme ha una maglia protettrice portentosa, resiste alle cannonate. Mi dispiace, caro generale, ma tocca a lei eliminare i ribelli, questi Bafutos, o come diavolo si chiamano. Io ho avuto ordini precisi di non intervento da parte della Casa Bianca. Ma signor ambasciatore, noi da soli non ce la facciamo, non ce la faremo mai. Capirà, i Bafudos aumentano di giorno in giorno, senza contare poi che oltre loro ci sono anche le Sbarbados. E chi sono queste sbarbados? Sono le donne dei Bafudos, che sono più terribili dei propri mariti. Capito? Bene. Comunque, caro generale, non le nascondo che io sono molto preoccupato per le Il mio sorti... governo? Ma cosa vuole che mi importi del suo governo? Io mi faccio balcone, faccio un fischio, trovo 50 generali pronti a prendere il suo posto. No, 38. Sì, perché 12 li ho fatti ammazzare ieri. Bene, bene. Non ci si può più neanche fidare dei propri ufficiali. Limar, è giunta la tua ultima ora! Signori, vi prego di non ricorrere alla violenza. Non dimenticate che state per compiere un delitto in presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti mi saranno grati per quello che sto per rendergli. Alza le mani, maiale! Mani in alto! Morto! Sei circondato. Se fai un solo passo sei un uomo morto. Certo che avete dei mezzi convincenti voi qua. Se non usassi le necessarie precauzioni sarei morto almeno 30 volte. Fortunatamente ho comprato questi giocattoli da un vostro compatriota, un certo James Bond o
Bond, non so come diavolo si chiama. Ah, sì, mi pare di conoscerlo. Sì. Sì, era un vostro Sì, agente sì, segreto sì. che poi venne liquidato per scarso rendimento. Gli piacevano troppo le donne. E adesso che fa? Ah, niente. Portate via quella carogna. Ah. Sì. E il vostro compatriota per pochi dollari mi ha venduto alcune cosette molto interessanti. Oltre ciò che avete visto, il lampadario che funziona da boomerang. E poi c'è quell'aquila. Bella, molto, Sì, sì. Vedete? Guardate che carino. Che può diventare un'arma micidiale. Inoltre questo studio è pieno di trabocchetti che funzionano premendo la bottoniera sulla scrivania. E come vedete è un po' difficile farle in barba al generale Limare. Sì. Tutto molto interessante, sì. Però torniamo ai nostri problemi. Sì. Dunque, generale, i nostri patti erano molto chiari. Noi vi abbiamo aiutato a conquistare il potere e voi vi siete impegnati a garantire la sicurezza delle nostre piantagioni e delle nostre fabbriche. Ma siccome è tutta roba vostra, sarebbero ancora più sicure se le difendeste con i vostri soldati, mi pare. Bene, colgo appunto l'occasione per annunciarvi che da un'ora all'altra all'aeroporto di Nueva Curacao sbarcherà una compagnia di paracadutisti che ho richiesto al mio governo. Allora siamo a cavallo. Un sigaro. Grazie. Sì. Però avete capito male. Sì, perché i paracadutisti difenderanno soltanto i beni e le persone americane. Non muoveranno un dito contro i Bafudos. A quelli dovete pensarci voi. Ah, no. Sì? Sicché voi americani ci negate il vostro aiuto? Che simpatico! Ma guarda che scherzi. Vorrei un chiarimento. Ma se non attaccate i Bafudos, come fate a difendere gli americani? È molto semplice. Noi americani non attacchiamo mai. Però se ci attaccano ci difendiamo con le armi. Caro generale, ora datevi da fare. Noi non cerchiamo delle grane. Però guai, dico guai a chi ci stuzzica. Pronto? Presto recuperate l'ambasciatore americano prima che se lo mangi il coccodrillo. Shanta, Diego! Shanta, Diego! Capo, glorioso capo, sei il dittatore più bello del mondo. Perché mi guardi con quella faccia? Se fai la spia a tua sorella, fai la fine dei Bafudos. Capatazzo, io qui non sono tuo cognato, ma sono soltanto il tuo capo di Stato Maggiore. Fai silenzio, volevo darvi una grande notizia. I Bafudos sono sterminati. Sterminato. Voglio dire che ormai si possono considerare completamente sterminati, perché stanno arrivando i para-americani. Oh, mio generale. Sì, ma grazie alla dottrina Johnson questi paracadutisti non attaccano se non sono attaccati e i Bafudos non sono tanto cretini da... Beh, insomma... Oh, è semplicissimo. Noi lanceremo qualche falso para-americano nella foresta. I Bafudos, credendosi attaccati, li uccideranno. E convinti che gli Stati Uniti si siano schierati dalla mia parte, non appena vedranno giungere i veri paracadutisti, di cui l'ambasciatore mi ha preannunciato l'arrivo, li attaccheranno. Così ci libereremo dei Bafudos e potremo fare il comodo nostro. Che ve ne pare? Capataz, sei il più grande del mondo. Tu va a pescare subito i para. Dove li trovo? Ti devo suggerire tutto io al campo di concentramento. Pesca i più cretini tra gli emigrati. Corri, via! Sì. Corri! Sì. Fila via! Sì. E adesso noi riprendiamo il nostro lavoro. Finalmente sola con te. Non proprio, direi, ma un momento, cara. Pancho, Juanito, Manuel,
Voi tutti, uscite! Attenti! 4+1, mio capatazzo. La mia guardia del corpo. Via tutti! Via! Fianco sinistro! Sinistro! Avanti! Marci! Ma non pensi di esagerare, amore? Un grande capo non deve mai concedersi un attimo di distrazione e mai fidarsi di nessuno. Guarda Giulio Cesare, perfino il figliastro lo ha bidonato. Neanche di me ti fidi. Che c'entri tu? Ora bene creare un po' di atmosfera. Deliziosa, deliziosa. Bravi, bravi. Controllo un attimo la situazione, ti raggiungo subito. Vieni qui. Che aspetti a raggiungere? Bruciavo dalla voglia di stringerti fra le braccia. Sei il più grande del mondo. Limar, la tua ultima ora è suonata. Questa frase mi sembra di averla già sentita. Così muoiano i tiranni. Poverino. Scusa. È andato. Più tardi lo farò levare. E ora brindiamo al fallimento del 50° attentato. Alt. Prego. Tu? Duples, io e il mio amico. Ma va via. Tieni, questa è la tua razione. Mangia tutto tu. Io mi arrangio. Mi sbaglierò, ma questa tua idea di venire in America non mi persuade. È troppo presto per giudicare. E poi quello che non mi convince e che ancora non ho capito è questo. Mi avevi detto ce ne andiamo a New York. E invece mi hai portato nell'America del Sud. E te l'ho detto, era di notte abbiamo sbagliato piroscafo. E poi non sottigliare con questo nord e sud come i milanesi e i siciliani. Questa sempre America, solo che sotto un'altra giurisprudenza. Io so solo una cosa, che tu ci hai messo nei guai e tu dai guai ci devi togliere. Come disse Francesco Sorcio a Giuseppe Noce, dammi tempo che ti spertoso. E poi vuoi considerare che sono 6 giorni che mangio verdura, eh? E qui la materia grigia non funziona più. Mi ci vorrebbe un po' di vitamina o un po' di ferrochina. Se per questo ti posso invitare a pranzo io. E che sono Fakiro. A proposito, che stai preparando? Sto preparando filo sfinato alla matriciana. È una bella frittata di lampadine. Un po'
po' di polvere di ferro. Chiodi di Parma. Spostati! Voi due, perché non vi siete alzati? Perché stiamo mangiando. E se non vi spiace, volete accompagnarmi? Veramente ancora dobbiamo mangiare la frutta? Ma la frutta ve la offro io. Ce l'ha dato lui. Andiamo! Via! Su! Mi scusi, e giustamente dice il mio amico, dove ci state portando? Ah, state tranquilli, non dovrete fare proprio niente, faranno tutto gli altri. Ah, Ciccio, sono arrivate le informazioni. Hanno saputo che siamo due grandi attori. Certo. Siamo molto onorati, ma purtroppo ci mancano i nostri 20 bagagli, lei capisce? Oh, non vi preoccupate, noi vi daremo un meraviglioso vestito. Ciccio, ci vestiranno loro. Questi sono capaci di vestire anche un esercito. Vedrai che successi. Faremo faville. Prego, dopo di loro. Entrate. Sarà uno spettacolo meraviglioso per i vostri militari. Oh, sì, sarà uno spettacolo magnifico. Uno spettacolo davvero eccezionale. Ciccio, Signori ufficiali, signori della truppa, ho l'onore di presentarvi... Los dos cretinos son arribados. Vamos. Ciccio, io continuo a non crederci. Siamo veramente fortunati. Siamo sull'accampamento dei Bafudos. Siamo arrivati sull'accampamento dei Bafudos. Buttate giù quei due cretini. Forza ragazzi, siamo arrivati, scendete. Qui, siamo arrivati. Ah, scendo io prima. Ah! Ciccio! Non c'è la B! Non c'è la B! Non c'è la pista! Non c'è l'aeroporto! Cosa? Scusi, dov'è l'aeroporto? Siete arrivati voi due, dovete scendere. Dammi il cazzotto, ma io da lì non scendo! Dammi il Vuoi un cazzotto! cazzo? Venite qua! Ciccio! Fermi! Adesso basta con gli scherzi. Dovete buttarvi immediatamente giù. Siete soldati e dovete obbedire. Avanti, marcia! Avanti, marcia! No, due. No, fermi a destra, marcia! Ho detto a destra! Ma noi siamo mancini! Falli scendere! Scendete, qui scendete! No! Ciccio! Dove sei? Sono qua, sopra di te! E che ci fai lassù? Ho fatto un brutto sogno! Ci buttavano da un aereo! Non è un sogno, è la verità! Stiamo volando col paracadute! Mamma mia! Ah, fatemi scendere! Datemi una pedala! Ah, fatemi scendere alla prima fermata! Viva la rivoluzione! Viva la riforma agraria! Viva la rivoluzione! Viva il varo! Viva il varo! Viva il varo! Un uomo in aria! Ah! Lì un po', Pechigno! Sei sicuro di aver visto bene? È proprio un uomo in aria o sei ubriaco un'altra volta? Ti dico che è uno... Anzi, ora ne vedo due! Ecco, allora ci vedi doppio, allora sei ubriaco. Stammi a sentire, chiccherò della malamuerte. Se io sono ubriaco, tu sei un vero imbecille. Non hai mai sentito parlare dei paracadutisti? No. Ebbene, va a dire subito al capo che due paracadutisti americani stanno scendendo a terra a 2 passi dall'accampamento. Due paracadutisti americani? Sì. Vanno subito a avvertire il capo. Due para. Ma che ti succede? Hai perso la parola. Due para americani, laggiù.
Para-americani. Va bene. Ora li sistemiamo per le feste. In azione i dispositivi di sicurezza. Sì, capo. Via! Ciccio, ancora non ho appoggiato i piedi. Dove sei? Però tocco. Che ne so, eccomi. Alzati. Aspetta, aiutami, il sangue alla testa. Ah, che bel buco che ho fatto. Ah, dove sei? Qua. Dove? Qua. Aspetta. Ah, mi non sento ci tutto vedo. intontito. Ecco. Chi è? Il fantasma! Il fantasma! Scappa, Ciccio, il fantasma! Ah! Oddio, il fantasma! Ma che fantasma, il paracadute! Franco! Ciccio! Oh! Ah! Dove sei? Sottoterra! Morto! Sì, ne paura! E anche tu sei morto, sei un fantasma! Non ti preoccupare del paracadute! Aiutami ad uscire! Per fortuna sento da dove arriva la tua voce! Vengo a salvarti! Vieni! Eccomi! Arrivo! C'è qualcuno dentro la trappola. Andiamo a vedere. Sbrigatevi con queste corde! Che facciamo con i due parà? Li fuciliamo? No, le pallottole sono preziose. Dobbiamo fare economia. Perciò li impiccheremo. Prepara la forca. È sempre pronta, capo. Ci mancano solo le bestie. Pechigno! Porta qui i cavalli! Va bene, Chicherò. Vamos! Capisco che avete molta simpatia per noi due, ma ora state esagerando, mi scusi. Sentite, io non so chi siete, però devo ringraziarvi perché senza di voi saremmo morti come due topi. Invece con me morirete come due tacchini. Così! No! Vamos! Avanti! No! Via! Aiuto! No! Ah, la cravatta! No, è Cappio! A morte! A morte! Via i cavalli! No! Via! Fermi tutti! Quei due sono prigionieri di noi guerrigliere! Non avete il diritto di ammazzarli! Grazie, mia bella signora, lei ci ha salvato la vita. Se non fosse arrivata lei avremmo fatto la fine dei tacchini. Per me farete la fine delle talpe. Delle talpe. Sono caduti nelle nostre trappole, ora aspetta a noi farli fuori. Giù! No! Dobbiamo essere noi uomini a giustiziarli. Tirateli su! E voi donne non vi dovete immischiare, capito? Giù! Su! Giù! Su! Su! Oh, basta! Il compito di uccidere gli americani tocca a noi uomini. A morte gli americani! A morte! Mi permettono? Scusino il Cappio, sbaglio, ho sentito parlare di americani. Sì, Sbaglio di ragione, ce fu. Noi siciliani siamo. siciliani. Sì, vittina crozza sopra un cannone. Basta! Se siete siciliani, perché portate le divise dei paracadutisti americani? Spiegagli. Vengo e mi spiego. Ecco, noi siamo due spettacoli viaggianti, ma ci hanno preso con l'inganno. Veda, ci hanno prelevato, ci hanno intotato, ci hanno imparacadutato, ci hanno aeroplanizzato, ci hanno buttati, ci avete ritrovati. Questa è la triste storia del solito pastore. E se i signori mi consentono, vi faccio osservare che prima che noi che precipitassimo dall'aereo, ne abbiamo buttati giù due dei loro. È vero, Alvaro. Abbiamo trovato il cadavere sfracellato di un poliziotto di quel porco di Limar. Anche noi ne abbiamo trovato uno. Già, può darsi che questi due dicano la verità. Non è la prima volta che quel maiale tenta di darci una fregatura. Ma quanto sei scemo! Il tiranno ti prepara una trappola e tu ci caschi dentro come un imbecille! Zitta, che c'eri cascata pure tu. Quello schifoso di Limar voleva farci attaccare gli americani per provocare la loro reazione. Ma io sono troppo furbo. A me nessuno me la può fare. Però state a sentire voi due. Se trovo un solo paracadutista americano, vi farò scorticare vivi. Ok,
Vamos todos a Nueva Curacao. Ah, ci siamo dimenticati i due impiccati. Voi due, scioglieteli. liberateli. Sbaglio o ci volevano impiccare? Sì, ho avuto la stessa impressione. Appunto. Dove si portava? Sono molto contento di vedervi, colonnello Smith. Scusate se non mi alzo, ma ho un piccolo incidente con un coccodrillo. Coccodrillo. Sì, un incidente di caccia, insomma. Signor ambasciatore, gli ordini del Pentagono sono precisi. Non dobbiamo attaccare gli indigeni Bene. e dobbiamo solo reagire ai loro eventuali attacchi. Sì, lo so, certamente. Non vi ho chiamati per difendere questo dittatore. Questo dittattorella maniaco, bensì per proteggere i nostri compatrioti, i loro beni. Viva la rivoluzione, viva la riforma agraria, viva la rivoluzione. Guardate, imparò! Traditori, ci avete ingannati! I parà c'erano, questa è un'imboscata! Ma me la pagherete! Vi scorticherò vivi, parola dal bar! Dove avete andati? Cretini! Stare con gli altri! E questo che dici? Ma che lo Non capisci? ci capire nothing! Mettere al riparo! Ma che dici? Tuo paesano, non capire di Questa English. italo-americani sono 100 anni che vivono in America e ancora non conoscono la nostra Non lo lingua! capisco lo stesso. Mettere al riparo con gli altri! Hurry! Dire presto! Papione. Hurry! Prepariamoci, sì. Sergeant Sullivan. Sergeant Sullivan. Take 10 men from the best you have and go and flush out those snipers from the top of that roof there, and be quick about it. Ma come parla inglese? E perché i 10 uomini? Noi siamo parà, bastiamo noi 4. Quando si è pronti a morire si vale il doppio e ci arriva. You're right, Sergeant Sullivan, you're right. Andiamo poi, andiamo tu te con i 4 cecchini. E andate pure! Quando l'avete fatto ce l'ho raccontato. Tanto time di scherzare. beh. Oppure maybe uno di voi due tiene paura. Uno di noi due. Tutte e due abbiamo paura. Let's go! Hurry up there! Io salgo in coppa. Voi due restate qui di guardia. Chiunque venga passerà sul vostro cadavere prima di raggiungere la scala. Understand? Ripetete la consegna. Signor sì, chiunque viene deve passare prima sul vostro cadavere per arrivare alla scala. Sul vostro, non sul mio. Sul tuo cadavere! No, sul suo. Ma ci vogliamo mettere d'accordo con questi cadaveri? Sul vostro. Sul vostro! Va bene, mi scusi. Sbarra la porta. Ecco. Attenta che fai! Oh, ci siamo salvati bene. Ite! Ma che fai, spari? Ma non vedi che la porta è chiusa? E se bussa? Dirai che non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma no, quando bussano. Per la miseria, ci hanno presi alle spalle! Su, presto! Andiamo a buttarli giù! Attention, Jackie, quei bastardi scendono dal roof e vanno venendo a capo. Tiriamo sulla scala. Ciccio, arrivano i baffudos. Ci scorticano vivi. Scappiamo. Ma dove andiamo? Quelli si sono fregati pure la scala. Ridateci la scala. Presto, arrampichiamoci sulle corde delle campane. Sì, preferivo le corde della mia chitarra. Presto, prendiamoli! Addosso!
Ce le avete suonate? Beh, veramente, anche se nessuno ce l'ha chiesto, noi le abbiamo suonate lo stesso. What? Le campane. Ah, you are very para, scherzate anche nella battaglia. Adesso andate al campanile per vedere un po' di situation. Su. Yeah, sul campanile. Ma io soffro le vertigini. Scusi, Scusi. lassù saremo più sicuri. Qui ogni tanto arriva qualcuno di quelli con i baffi che ci vogliono scorticare vivi. Hai ragione. Noi andiamo su, Good boys, non Andiamo. rifiutate mai le posizioni più difficili. Uomini come questi per me nascono una volta ogni secolo. In alto le mani! Giù i fucili! Finalmente un po' di pace. Guarda, 2 parà americani sul campanile, ora li faccio secchi. È stato un altro colpo di quei 2 diavoli. Ehi, voi 2, scendete! Siete stati very fine! Vi farò dare una montagna di decoration! Vi farò freggiare! Guardi che di freggiature ne abbiamo prese già abbastanza. Come on down, boys! 5, 10, 50, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52. 3 of them are dead. No, it's not possible. There must be some mistake. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 52. Hey, boys, let's not kid around. It's the first time in military history that a regiment, after having fought a battle, instead of decreasing in number, increases in number. Everybody take out their dog tags. And now both of you better tell me why you don't have the required dog tags. Che dici? Perché non avete i piastrini di riconoscimento? Ah, noi non abbiamo i piattini perché mangiamo nelle gavette. Now don't tell me you don't know what dog tags are. What kind of para are you anyway? Chi ha detto? Che razza di parà siete? Ah, 2 parapioggia. Ma si sono battuti come leone! Essere un trucco, una finta, dear Sergeant, perché questi 2 non essere veri para-americani si sono infiltrati nella nostra fila per avere la nostra fiducia. Loro essere 2 spie di dirty baffudos. Proprio così. Well then, do you men know exactly what can happen if someone is caught wearing a military uniform during wartime? Huh? A firing squad! Chi ha detto? Dice che sarete fucilati. Ah, saremo fucilati. Ah, chi? Ma perché? Scusi, ma salvateci per carità, non lo fate per noi, ma fatelo per queste divise americane. Io lo dico a lei che è un padre di famiglia. Portateli via e No. consegnate alla polizia di Liman. Ci No. penseranno loro a sistemarli. Via! Io non lo capisco. Bella fine che ha fatto il tuo meraviglioso piano, Diego. Ma, glorioso capo, il piano l'hai pensato tu. Sta zitto, non mi fare arrabbiare adesso! L'ambasciatore americano vuole che quei disgraziati siano regolarmente processati. Dice che noi non dobbiamo agire come i russi. Che cosa ti importa? Tanto si sa come va a finire il processo. Il giudice è tuo fratello, di che ti preoccupi? Mia cara, non capisci? Se quei 2 votano il sacco durante il processo, gli americani vengono a scoprire il trucco organizzato da lui. Ah, prego, da te. Oh, ma insomma, basta, insiste ancora. Ci tieni proprio a finire al muro anche tu? E per te, siccome non ci sono di mezzo gli americani, non dovrei nemmeno fare il processo. No, glorioso capo, io confesso, lo stupido piano era mio. Ecco, e se gli americani scoprono che questo perfetto idiota aveva organizzato una provocazione per costringerli a intervenire contro i Bafudos, sai che succede? Ci piantano in asso e se ne vanno. Sì, stai fresca. Non abbandonano le fabbriche, i dollari investiti. Buttano a mare noi e mettono su un altro governo. E allora, che vuoi fare? Beh, per prima cosa vorrei parlare con i 2 prigionieri. Ciccio, noi siamo 2 disgraziati.
Qui va a finire che ci fucilano, cicciuzzo. Ma dico io, perché non ci portavano a Lucertone di Palermo? Lì c'erano i parenti, gli amici, ci organizzavano l'evasione. Qui. E qui non possiamo nemmeno scappare, perché se riusciamo a fuggire è vero che evitiamo la fucilazione. Poi arrivano quelle con i baffi e ci scorticano lì così. E con questa scusa che ci debbono fucilare non ci portano neanche da mangiare. E io non ho trovato neanche qualcosa per me. Ho provato con queste maledette sbarre, ma non ce la faccio. Sono dure, sono indigeste, Ciccio, sono indigeste. Lo sai che ti dico? Che mi dici? Che se continua così non ci fucilano più. Perché ci liberano. No. Allora siamo salvi. No! Sì. Prima moriremo di fame. Ah, di fame. Voi due seguitemi. Non possiamo, ci tremano le gambe. Il generale vi vuole per il pranzo. Ci vuole mangiare. A me ne aspettasse che diventiamo ruspanti. Ma no, piccoli deficienti. Che cosa avete capito? Siete invitati a pranzo dal generale, siete ospiti suoi. Ah, si mangia! Un momento! Prendeteli! Prendeteli! Il secondo. Qualche forma di formaggio. Caramba, che appetito. Vai. Noi vi abbiamo fatto venire qui per chiedervi una informazione. Ma come ancora non abbiamo incominciato a mangiare? Cosa avete detto agli americani? Noi non abbiamo detto niente. Scusino! Anche perché non ci hanno chiesto niente. Ma come, non vi hanno interrogati? No! No! Scusino! Anche se ci interrogavano, noi non capivamo loro e loro non capivano noi. Vengano! È una vergogna! Questi signori americani per me sono ignorantissimi. Non sono riusciti a comprendere neanche il siciliano. Perciò gli americani sanno che voi siete solo due emigranti. No, qualcuno avrà fatto qualche telefonata anonima dalla Sicilia. Ah, bene, benissimo, perfettamente. Perciò non sanno nemmeno che sono stato io a vestirvi da paracadutisti e a buttarvi nella È foresta. stato lui, sto schifoso. Va bene, sicché gli americani non sanno nulla. No. Io tantomeno parlerò. Bravo. E allora non lo sapranno mai. Perché voi due vi ammazzo con cani. No! Non facciamo scherzi. Io non digerisco le palle. Fermi tutti! In alto le mani, arrenditi, Limar! Getta le armi! Non hai scampo! Ciccio! Lo scortigatore, scappiamo! Di qua! Indietro, sparo! Mamma mia, scappiamo! Scusino, signori cadaveri. Non sparate, fermi! Ci arrendiamo! Pietà, fatelo per i vostri figli, fatelo per i vostri padri! Fatelo per chi volete, ma fatelo! Fatelo! Che c'è? Ma questi non sono due uomini! E chi sono? Sono due pupazzi di legno! E allora fatelo per i vostri falegnami che vi hanno costruito! Che falegname, vieni! Sono due manichini in divisa! Due manichini? Questi? Sì. Vestiti da gelatari? Brutta carogna! Hai finito di sfruttare il popolo! Ora pagherai per tutti i tuoi delitti! E ora che fai? Mi vuoi forse ammazzare? No! Oh, meno male, ti darò una bella ricompensa. Non mi serve il tuo denaro. Tanto me lo piglio da solo. Basta che non mi togli la vita. Non te la toglierò io. No, non voglio lordarmi le mani col tuo sporchissimo sangue. Sarai sottoposto a un regolarissimo processo e sarai regolarmente condannato a morte. E lo chiami un processo regolare, se già sai come va a finire. Tu pensa fare l'imputato e non ti impicciare di altro. Pechigno, portate in galera questi due farabutti. Tu,
Chiama immediatamente tutte le agenzie di stampa, capito? Debbo fare delle importanti dichiarazioni. Voi altri, portate fuori questo. United Press, il nuovo dittatore di Santa Prisca, Alvaro Garcia, convoca tutti per una conferenza stampa. Usciamo. Uscire. Ma lo sai che siamo inseguiti da quelli che ci vogliono ammazzare e da quegli altri che ci vogliono scorticare vivi? Tutta colpa di queste divise. Ce la dobbiamo cambiare subito. Ah già, hai ragione. Senti che facciamo? Io mi metto la tua e tu ti metti la mia. Eh? Trovassimo almeno 2 abiti borghesi. E dove li trovi? Guarda, Che c'è? che cos'è quello? Un guardaroba. E dentro il guardaroba che c'è? Un guardacaccia. No! Ce l'hai il guardaroba a casa? Certo che ce l'ho. E dentro che c'è? Ah, è il fidanzato di mia sorella, quella sposata. No! Ci sono i vestiti! I vieni. vestiti. Ah, già, i vestiti. Vedrai che in abito borghese non ci riconoscerà più nessuno. Vedi se c'è uno smoking per me, fanciullo. Certo. Ma questo è l'arsenale delle forze armate. Non c'è nemmeno un abito borghese. Come si fa? Tutte divise da generali. Io da generale non mi vesto. E invece ti ci vesti. Perché? Perché un generale è una persona importante e rispettato da tutti. Ricordati, signor generale. Esultate, cittadini! La dittatura di Limar è stata rovesciata. Il tiranno è in galera. Ogni generale di Limar sarà ucciso. Siamo tutti liberi. Viva la libertà! Dove hai sentito una La nuova cosa era è simile? cominciata. L'era della libertà. Da oggi tutti saremo uguali. Noi, i Bafudos, gli artefici della rivoluzione, i liberadores del popolo di Santa Prisca, saremo più uguali degli altri. E io che sono il capo dei Bafudos sarò ancora più uguale di tutti. E perciò da questo momento assumo il potere assoluto. Vi sta bene? E invece a me non sta bene per niente. Colonnello, andate al palazzo del governo e arrestate questo cialtrone. Tutto quello che ho detto sul balcone lo confermo a voi. Noi non commetteremo le canagliate che ha fatto Limar. Noi saremo... Capo, glorioso capo. Sei il dittatore più bello del mondo. Hai fatto uno splendido discorso. Grazie. Ma tu non sei la donna del dittatore? Già, ma adesso il dittatore sei tu. È vero. Signori, l'intervista è terminata. Via! Via! Fuori dai piedi! Soltanto trovo che come dittatore non ti presenti molto bene, non pare anche a te. Questi gloriosi stracci sono quelli che ho portato per anni alla macchia. Per questo sono così sporchi. Vieni, ho io quello che fa per te. In questa stanza c'è un armadio pieno di stupende, candide uniformi. Potrai scegliere quella che più... Capo, tu corri a far uccidere tutti i generali. Vieni. Però questa divisa è un po' pesante. Ah, per forza, hai la maglia? Meno male, così mi risparmio un raffreddore. Ma no, la maglia è d'acciaio. Allora me la cambio. Ma che cambio? Ecco, qui puoi trovare e scegliere proprio ciò che ti spetta. Traditrice! Mi hai attirato in un tranello. Ma no, ti sbagli. Sono manichini che il bieco tiranno teneva qui per vedere l'effetto delle sue divise. Senti, sono di legno. Questi due somigliano a qualcuno... A chi? A 2 traditori travestiti da paracadutisti americani che ho promesso di scorticare vivi. Non ti piace questa divisa, mio capo? Sì, è abbastanza bella. Quasi quasi mi metto questa. Io credo però che ti stia meglio questa. Pure questa è abbastanza elegante. Quasi quasi... Ma che faccia da traditore? Quando penso a come mi ha preso in giro quello là, lo sai che mi viene voglia di fare? Che cosa? Di piantargli una pallottola nella testa. Non ne vale la pena, rovineresti il berretto. Vediamo come ti sta.
No, ti sta benissimo. Tu credi? Vieni. Qui ci sono altre divise. Guarda che belle. Ti piacciono? Prenderò questa. È modesta e si addice a un figlio della rivoluzione. Ci devo togliere tutte queste medaglie? No. Gli ordini cavallereschi, adesso che sono dittatore, li daranno anche a me. Solo queste due delle campagne contro i ribelli, cioè contro i Baffudos. Ecco, buttiamole via. No. Perché? Possono sempre servire. Amore mio. I ribelli di ieri possono diventare i ribelli di domani. Non si può mai sapere. Mettiamole qui, sul manichino. Ai! Cara? Guarda, che te ne pare? Sei molto bello, Alvaro, vestito così, sai? Dici sul serio? Certo. Sei il dittatore più bello del mondo. Però che? Io credo che staresti meglio vestito in un altro modo. Come? In pigiama. Pigiama. Adesso no, più tardi. Ora devo andare a fare delle altre dichiarazioni alla radio. Su, andiamo. Sì! Io me ne vado, mi rimetto la tuta. Fermati! Ma non hai visto che ci stavo lasciando la pelle? Ma che vuoi uscire vestito da paracadutista? E allora? Ma non hai capito che il nuovo dittatore è quello con i baffi che ci vuole scorticare vivi? E allora che Ascolta facciamo? il mio consiglio, vestiti da generale. Sì. Sai come dice il proverbio? No. È meglio un generale oggi? Che un uovo domani. No, è meglio un generale oggi? Che due galline dopodomani. No, che due morti domani! Sì, i generali che sono la causa di tutto. Accoppateli senza pietà. Avete sentito? Bisogna accoppare tutti i generali. E ti pare che i generali vadano in giro senza armi? Andranno perlomeno in carro armato. Questo è un bidone di benzina. E qui abbiamo quello che ci occorre contro i carri armati. Ragazzi, prepariamo delle bottiglie Molotov. A morte i generali! Ciccio, per la prima volta hai veramente ragione. Queste divise fanno il caso nostro. Ma allora secondo te che sono scemo? Sì. Ecco appunto. Ti ho detto che in questo paese comandano i generali. Fanno quello che vogliono. Malmenano la gente, maltrattano tutti e soprattutto mangiano, bevono e non pagano. Questa è vita! Questa è vita! Che cos'è quella? Una caffetteria. Adesso entriamo, mangiamo e non paghiamo. Vieni. Sei proprio sicuro? Sicurissimo, mi raccomando, aspetto marziale. Allora non entriamo. Perché? Se aspetti marziano. Marziale, marziale, che significa stele, stele, cammino. Cammino! Attenti, i generali. Hai visto che si sono messi tutti sull'attenti? Ho visto. Aspetto marziale. Via! Lasciateci il tavolo libero! Via! Va bene. Scusami. Sono armati e noi no. Si rimedia subito. Qui all'angolo c'è un distaccamento di guerriglieri. Vacci subito e fatti dare tutte le armi. Vola. Caffettiere della malora! Vieni. Subito, signore. Svelto! Portaci da bere. Non abbiamo niente, signore. E ce lo dici con quella faccia? Non ne ho altre. Ah, ne hai una sola faccia, eh? Ma mi basta per quello che ci devo fare. Cosa c'è in quelle bottiglie? Aguardiente. Portacela!
Ma, signore... Portacela! Se no ti scaffeggio! Io quando mi arrabbio sono cavoli neri. E con che cosa la beviamo? Con la bocca. Oh, sei anche spiritoso, eh? Vecchia! Portaci 2 bicchieri puliti, non vedi che questi sono sporchi? Sporchi! Questi ci vanno bene. A V, generale. Generale, alla salute del nostro grande esercito. Ai borghesi di Villa Borghesi. Che Ma c'è? questa è benzina! Super. Ma che è? Un fakir? È veramente un fakir. Che Dio ci scambi. Ciccio, ho l'impressione che mi hanno riconosciuto. Per forza, non ti comporti come un generale, devi essere più arrogante. Osservami, osserva. Caffettiere, Sì? dammi un sigaro. Non ne ho. No, E allora questi che cosa Non lo so. Eh? No. Ci mangi! Dammi del fuoco! Obbedisci! Dammi del fuoco! Hai la pelle dura, eh? Sputa fuoco, sputa! I generali sono troppo forti per noi! Fuggiamo, fuggiamo! Via, via, presto! Andiamo! Ecco le armi! Adesso gli facciamo passare noi la boria. Hai visto? Che ti dicevo? Sei riuscito a mettergli paura, eh? Meglio così. Così possiamo mangiare in pace e con tranquillità. Caffettiere, una bottiglia di quella buona, possibilmente senza benzina. Per me fa lo stesso. Sempre fakiro sono. Sì. Silenzio! Dacci qualcosa da mangiare. Olivetti, eh? Sì, telefunken, olive. Non c'è altro da mangiare? Zitto! Qui, sono entrati i paesani. E chi se ne frega? Sono armati. Forse ci vogliono fare il presente d'armi. Dopo! Hai finito di mangiare. Ho la maglia d'acciaio! Avete sentito? Ha la maglia d'acciaio! Uè! Allora bisogna impiccarli! Ma che fate? Ma è una fissazione questa! Ma com'è? Non facciamo scherzi! Avanti! Avanti! Capataz, c'è un gruppo di paesani che ha catturato 2 generali di Limar. Bene, bene. Adesso ci divertiremo. Falli entrare. È permesso. Ciccio, lo scortigatore. Visto. Venite avanti voi due. Su, cammina, Piano, piano. Questi li conosco. Ma questi 2 non sono generali. Sono i traditori che avevo giurato di scorticare Li ho vivi. riconosciuti. Però... Chi ha detto che voglio scorticarli vivi? Chi è che l'ha detto? Chi è che ha messo questa voce in giro? Eh? Andindo, 3 galline e 3 popo all'inizio. Basta! Non vi farò scorticare vivi. Sarete solamente fucilati. Portateli nel cortile del palazzo e passateli per le armi. Ma che dici? Così periscano i traditori. Arrendetevi tutti!
Grazie. Allora, com'è la situazione? Ah, i Vespri siciliani a confronto diventano una tarantella napoletana. Dobbiamo togliere la corda, usciamo! Usciamo. Che è successo? Un cortocircuito. Andate a metterli in prigione. Via! Sento il dovere di ringraziarvi, generali, dell'aiuto che ci avete prestato. Beh, visto gli aiuti che vi abbiamo prestato, perché non ci prestate qualcosa pure voi? Che cosa dovrei prestarvi? Un po' di soldi. Vogliamo partire, vogliamo ritornare in Sicilia. Qui ci sono guerre, rivoluzione. Smettiamola, smettiamola! Zitto! È troppo presto per giudicare. Permettete, vorrei informare il nostro ambasciatore. Faccia. Sì. Faccia. Senti, segna questa interurbana perché io non la pago. Oh. Prego. Capito? Mani in alto! Siete circondati! Se fate un passo, spariamo! Non sparate! Voltatevi! 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 Che c'è? Era solamente un disco. I marziani, Ciccio, scappiamo! Ma non disco volante, un disco phonographic. Un disco fotografico. Vorrei parlare con l'ambasciatore americano. Sono il colonnello Smith. Pronto? Missione compiuta, Alvaro è in carcere. Oh, molto bene. Ma ora le faccio rispettosamente osservare una cosa, che a Nueva Curacao non esiste un governo. Lo so, dobbiamo assolutamente formarne una, magari d'emergenza. Ma no, non è possibile per il momento rimettere in carica Limar. Limar. La cittadinanza è contro di lui. Sarebbe una soluzione impopolare. Signor ambasciatore, mi scusi se oso darle un suggerimento. Perché non affida l'incarico a uno dell'esercito? In questi casi è sempre stata l'alternativa più sicura. Giusto, è vero, colonnello. Ma dove lo trovo un generale, eh? Dopo il caos di questi giorni si sono dati tutti alla macchia. E poi di chi mi posso fidare? Non si preoccupi per questo, signor ambasciatore. Cercherò personalmente io di procurargliene uno. Si tratta di 2 uomini che si sono mostrati valorosi per catturare Alvaro. Sono 2 generali. E allora, che aspettate dall'incarico a uno di loro? Ma Allo? Sono Ciccio I, dei baroni di Cioppaculica di Varasdì, nato a Escocullo, residente a Escamillo, dei prosperi speranzi col manico smosso. Sì, il nuovo dittatore di Santa Prisca. E senta, vorrei rinnovata la tessera postale. Ah, grazie. Ciccio, squagliamocela. Non ho bisogno dei tuoi consigli! Lo dico io quando ci dobbiamo squagliare! Guarda che ti fucilo, eh! Qui sei soltanto il mio braccio destro. E ricordo... Ma che fai? Mi metto a destra. Il mio braccio destro per modo di dire! Il mio subalterno! Oh! Ma perché ti devo fucilare? Perché? Perché? La domenica mi lascia sempre sola! Basta! Chiama Rita Pavone, che è il ministro delle finanze. Fai il numero. Dirai... Qui. E che fa? Faccio il nome. Ma il numero del telefono, ministro delle finanze! Mi dia 3 melloni e 2 brioche con la panna. Che? Ma che brioche? Ma quale brioche? Pronto? Come si chiama il ministro delle finanze? Che fai? Faccio il 110. Pronto? 110, informazioni. Senta, come si chiama il ministro delle finanze? Calogero Rapesarda. Me lo immaginavo, uno straniero. Allo? Ministro Calogero, sono Ciccio I. E mi dica, il bilancio monetario dello Stato è avariato? Bene! Mandatemi immediatamente la cassa personale del dittatore. Sì, nel mio ufficio. Vedrai i soldi che arriveranno. E allora è il caso di squagliarcela. Lascia fare a me, lascia fare a me. Ciccio. Chi è? Avanti.
Ma questa che cos'è? È la cassa personale del dittatore, signore. Ma fuori! È la tua! Fuori! Fuori, ho detto! Buongiorno, generale. Ma che fai? Il cordone. Il dittatore. Dica. Sono qui per il documento richiesto. La tessera postale! No, l'amnistia. L'amnistia. Questa è la prima cosa che deve fare un dittatore. Ma veramente io non... Bisogna sgombrare immediatamente il carcere per metterci i suoi nemici. Va bene, se lo hanno fatto i miei successori, vuol dire che lo farò anch'io. Mi scusino se mi intrometto in questa discussione, diciamo così, a carattere ministeriale, ma questa amnistia vale anche per la Sicilia? No. Peccato. Ne potevano godere benefici i nostri parenti che si trovano in carcere, a Palermo, a Lucciardone. Signori, prego, dignità. Zitto! Dica, signor Fanfarra. Signor colonnello. Ho portato i documenti per la firma. Li firma qui o davanti alla stampa? Un momento. Scusi. Scusi, eh? È meglio che vai dalla stampa. Va bene. Vado dalla stampa. Ehi, tu! Attenti al trono. Andiamo. Sono usciti. Fucilateli tutti! Caro Napoleone. Capo. Glorioso capo. Capo. Bellissimo capo. Scusa un momento. Ciccio, potresti farmi la cortesia di farmi fare per 5 minuti il dittatore? No! Sparisci! Vai via, ti ho detto! Tu! Mandatavra! Mandatavra! Fuori! Via, ti ho detto! E ricordati che il dittatore sono io! Quindi passa dall'armeria e fatti fucilare! Oh! Come sei bello. Sei il dittatore più bello del mondo. Ti piaccio? Sì. Ma saresti più bello in un altro modo. Come? In pigiama. E pigiama sarà. Vieni, cara, sono figlio d'arte. Scusami. E allora dovremo rassegnarci ad essere governate dagli stranieri? No, non sarà mai. Il mio piano è geniale, vedrai. Tutto quello che non sono riusciti a fare i nostri uomini, lo farò io. Alla prossima nota, boom! La scatola salterà e con essa il palazzo. Sarà l'inizio della rivolta, della nostra rivolta. Basta con la dittatura maschile. Vogliamo imporre la parità dei diritti. Non c'è niente da fare, le donne ne sanno una più del diavolo. Andiamo. Andiamo, Consuelo. Mia cara, questa è la mia camera da letto. Già la conosco. Come la conosci? Amore mio, mi piacciono molto i dittatori, ma ti giuro che tu sei il più bello di tutti. Scusami. Prego.
Qui bisogna creare un po' di atmosfera. Non c'è un giradischi, non c'è una radio. Ah, cade a pennello un televisore. Ciccio, per cortesia, sono nell'intimità. Che schifezza di programmi. Ah, sempre davanti agli occhi. Ciccio primo. Sono subito da te, cara. Vieni qui, amore mio. Abbracciami forte. Granada, tierra di sogno per me. Chi è là? Avanti. Mi scusi, generale, c'è l'ambasciatore degli Stati Uniti. Dice che ha assolutamente bisogno di parlarle. Vabbè, di a questo scocciatore che sto arrivando. Vai, vai! Torno subito, cara. Ritorno via! Scusa. Mio caro rappresentante degli Uniti Statesi d'America off limites, il dittatore Ciccio è ai suoi piedi. Sì, va bene. Basta con i preamboli e veniamo ai punti salienti. Scusate del ritardo, ma ho avuto una seduta di gabinetto. Il mio secondo. Va bene. Come lei ben sa, Sì? nel nostro paese la situazione è tesa, è molto tesa. Vogliamo dire tesissima? Sì, diciamolo pure, tesissima. Al punto da far intervenire una volta al mese il Consiglio di Sicurezza. Accetta un sigaro, signor ambasciatore? Permetti questo ballo? No, grazie. Io sono sicuro di guidare il paese con tanta sicurezza che sicuramente il Consiglio di Sicurezza non dovrà intervenire. E questo è poco, ma è sicura. Ah, prego, un sigaro. Ho detto di no, grazie. Attenzione, attenzione! Se permette, signor ambasciatore, le esporrò tutto il mio programma. Basta con queste pagliacciate, è ora di finirla. Vuole un sigaro? Prego. Va bene. Noi siamo disposti a difendere la democrazia con tutto il calore, signor ambasciatore, con tutto il fuego. Aiuto, aiuto, aiuto. Io la destituisco, la sostituisco ipso facto. Scusi. Ci siamo. Ci vengono a fucilare. Uscite fuori. Siete liberi. No, questo è uno scherzo. Ma no, il nuovo capataz Cicci Impallomeni ha concesso un'amnistia a tutti. Il generale Impallomeni? Ma da dove è sbucato fuori? Non lo conosco, so solo che è il nuovo dittatore di Santa Prisca. Ah sì, lo sistemo io, questo usurpatore. Fermatevi! Dove andate? Su, entrate. Sì, entriamo. Ma ricordatevi che non riuscirete mai a soffocare la voce della libertà. Uno, due, tre, quattro, prova microfonica. Cittadini di Santa Briscola, di Santa Prisca, di Santa Prisca. Chi vi parla è Pasquale Impallomeni, anteprimo. Obiezioni? No. Silenzio! Io mi trovo seduto in questa poltrona foderata di rosso perché vi sono stato costretto, dopo la destituzione di questo pietoso e cane di magonza che mi sta davanti. Non credi che stai esagerando? Carica! Monta! Ma che fanno? Oh, fermali! Ti fa paura la morte? Qualche volta t'ammazzo. Fine della trasmissione.
Cosa guardi? Piedal! Capo, glorioso capo. Sei bello, sei bellissimo, sei il dittatore più bello del mondo. Dillo più forte! Fallo sentire a tutti quanti! Sei il dittatore più bello del mondo. Parla di me! Pipistrello mio! Buffone! Carica! Punta! Ma no, si scherzava, siamo amici, Qualche no? volta t'ammazzo. Riposo. Andiamo, Sanduzza. Grazie. Saresti più bello in pigiama. Finalmente soli. A me un pigiama. Chi è? Mio capataz, evidentemente preferisci rimanere solo. Viva il capataz! 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 Ma... E queste chi sono? No, non ti devi preoccupare. È che Limare era molto sospettoso, è la guardia del corpo. E io dovrei farmi vedere il corpo da questi 4 schifosi, questo mai! Non ti arrabbiare. Io il mio corpo lo faccio vedere solo a te. Piccolo, Che mi fai? mio, piccolo. Aspetta. C'è caldo, scusami. Apro un momento la finestra. Por San Domingo, la puerta non si apre. Por venerdì. Ecco. Granada, tierra di sogno per me. Basta! Cosa ci state a fare qui? Candido la serenata, signor. Qui non si candida un candido! Vamos! Vamos! Tira la corda. È un'altra invenzione di Ah, Limare. sì? Aspetta. Sì. Granada, tierra. Eccomi a te, Silfide. Vieni vicino a me, dimmi una cosa, questo Limar non aveva altro a cui pensare? Non pensiamo a Limare, pensiamo a noi. Vuoi? Sì, mia Giaguara, mi hai messo un tigre nel motore. Che senti quando le mie mani sfiorano i tuoi riccioli bruni? Sento una sete e potrei bere qualcosa. Sì. Granada, tierra di fuego, per me. Ma si può sapere perché ti devo avere sempre tra i piedi? E il dittatore ha chiamato e ho portato lo champagnito per l'innamorata. Ma che champagnito e champagnotto per l'innamorata? Vamos! Se non ti faccio fucilare, vamos! E va bene. 1, 2, 3, 4. Granada, tierra di sogno per me. Ciccio maledetto sei! Sei l'anticupido dell'amore, ma me la pagherai! Amore, Che c'è? amore, sai quanto ti amo. Sì, mi vado a mettere in disabille e sarò tutto tuo. Non è successo niente. Mi vado a mettere in pigiama. Eccolo, l'ho trovato. Sarò subito da te. Non essere impaziente. Brucio dall'impazienza. Eccomi a te. Il mio tiranno si è fatto la bua. Non è niente, solo impressione. Impressione. Tutta colpa di Limar, mio caro. Limar è un gran buffone. Mio tiranno, vedrai, ora passerà tutto. Ricreiamo l'atmosfera. Un po' di musica. Ah, no, aspetta. Per la musica ci penso io, se no arriva quel ciccio maledetto con quei 4 scalzacani e ci rovina la serata. Ci penso io.
Eccomi qua. Cosa c'è? Cosa vuoi? Non credi che è arrivato il momento di andarcene da qui? Proprio in questo momento? Che tutto mi va bene? E che tra 5 minuti Santa cadrà nelle mie braccia? Se fossi in te non penserei a Santa. Io lo so perché! Perché il verme della gelosia incomincia a morderti il cuore! Sei invidioso! Ma che invidia! Forse dimentichi che Santa è la donna di Limar e quello momento all'altro si può vendicare. Ma che fai? Che faccio? Rido, che faccio? Rido. Forse tu non sai che Limar è in prigione. E sai che ti dico? Che mi dici? A me Limar mi fa un baffo! Attorcigliato, lungo, lungo, lungo come scaleratella! Ascoltami bene, quante volte ti devo dire che io non ho paura di nessuno? A me quello che interessa è la mia piccola Santa. E lotterò contro chiunque tenterà di togliermela! Però bello egoista che sei. E non ti preoccupare, un po' per te nasce pure. Ah, fai questo sforzo. Non è per te che faccio lo sforzo, ma è per quelli Limar che mi voglio vendicare! Per me è un gran taurino! Mani in alto, giratevi! No, no! O apriremo il fuoco. Ciccio, ci sei cascato! È il giradischi! Metti giù la mano! Metti giù la mano! Vuoi sentire cosa dice? E ora voltatevi, se non volete che vi ammazzi tutti e due come cani, se no vi spareremo alle spalle! Portali in cortile, falli fucilare immediatamente! Ma prima fategli levare il mio pigiama! Li fuciliamo in mutande? No, in mutande no, sono pudico, sto magro. Silenzio, in mutande ho mutande, detto! mi sta- Andiamo fuori! Fucilateli immediatamente, fuori! Io vado con loro, eh. Prego. Mio capataz, c'è l'ambasciatore americano che desidera parlarti. Che passi immediatamente. Signor Limar, sono molto contento di vedervi finalmente al vostro posto. Sono veramente contento. In fondo noi due siamo sempre andati d'accordo, no? Sì, certamente. E continueremo ad andare d'accordo se lei... E qual è il vostro ultimo desiderio? Beh, vorrei baciare mia madre. E dov'è tua madre? In Sicilia. Basta con le chiacchiere! Ma comunque è bene tutto quello che finisce bene. Un sigaro? Sì, grazie. No, non vorrei che fosse uno dei vostri soliti scherzi. Dai. No, questa scatola non è mia, l'ho trovata qui. Puntate! 10.000 sul cavallo! Stia tranquillo, non esiste nessun pericolo. Siamo salvi! Scappiamo! Vai! Aspetta! Che c'è? E che scappiamo in mutande? E che dovevi vestire un'altra volta da generale? No, da parà! Ah, non ti bastano i guai che abbiamo passato! A questo punto non sappiamo più chi comanda. I Barbutos, gli Sbarbatos, la Marina, l'esercito. Una cosa è certa, che gli americani comandano sempre. Vestiamoci da parà, vieni. Andiamo, io ti copro la ritirata. Uscite, siete liberi. Come liberi? La generalessa Consuelo si è impadronita del potere. Amigos, siamo a cavallo! Ormai i padroni di Nueva Chiacao siamo noi! Evviva! E da oggi il comando assoluto è in mano alle donne. Consuelo, ti prego, smettiamola di trattarci come cani e gatti. Sono pronto a riconoscere che siamo tutti uguali. Troppo tardi, caro. Ora comandiamo noi e la disuguaglianza ci fa comodo. Pronto? Pronto? Sono l'ambasciatore. Signorina, io vorrei parlare con il nuovo dittatore, se c'è. Come non c'è? E chi c'è il governo? Una dittatrice? Io non voglio parlare con la dittatrice. Ah! Non mi tocchi, mi brucia tutto. Guardi, io sopporto le fratture, i tagli, le bruciature. Ma la dittatrice no, non voglio mica parlarci. Mi faccia la cortesia, dottore. Telefoni alla Casa Bianca, sì. Io voglio essere trasferito, voglio andare a Berlino Est. Rosita, mettete a soqquadro la città e fermate tutti gli stranieri. Dolores, Manuela, vamos.
Lasciate i parà, perché dopo quello che è successo non voglio grane con l'ambasciatore degli Stati Uniti. Che diffidenti questi americani. Inviano militari dappertutto. Allora, voi uomini, in ginocchio! E ripetete con me. Giuriamo eterna fedeltà al governo femminile. Giuriamo eterna fedeltà al governo femminile. Un momento! Fermi! Ci siamo anche noi! Dobbiamo andare in Sicilia! Eccoci! Sali! Vieni! Basta, non voglio più sentir parlare di guerre, di colpi di Stato, di paracadutisti. Anch'io. Da oggi in poi voglio vivere in pace e con tranquillità. A proposito, quest'aereo dove ci sta portando? No, ora lo chiediamo allo stesso. Mi scusi, dove è diretto quest'aereo? Nel Vietnam del Sud. È messa a ferro e fuoco. Il sangue dilaga, i morti non si contano. I paracadutisti americani hanno dato il via ad una gigantesca operazione. Questa. Dunque, vediamo un po', uguale. 2. E infatti, eccoli tutti e due lì. Sì, ma 2 cosa? 2 fakiri, proprio così, 2 prigionieri affamati anche 2 arci super ultra generalissimi, certo, 2 manichini, sì signori, 2 incalliti Don Giovanni, sì signori. Insomma, decidiamoci una buona volta e mettiamo in azione i 2 parà. Mamma mia! Fatemi scendere! Ciccio! Fatemi scendere la prima fermata! Io non lo capisco. Che ha detto? Dice che sarete fucilati. Ah, saremo fucilati. Dico guai a chi ci stuzzica! Presto recuperate l'ambasciatore americano prima che se lo mangi il coccodrillo. Dove? Qua? Aspetta. No, non ci vedo. Ecco. Il fantasma! Il fantasma! Fuoco! 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 Fuoco sui 2 traditori! Scappa, Ciccio! Ma i 2 paraventi hanno mangiato la foglia. Anzi, diciamo pure tutto il bosco, con contorno di cocci di bottiglie e fil di ferro in brodetto. Fucilateli tutti! Presto, prendiamoli! Addosso! Ce l'hai il guardaroba a casa? E dentro che c'è? Ah, il fidanzato di mia sorella, quella sposata. Altro conticino facile. Un ciccio 1 capataz più un franco 1 capataz più 18 guerrigliere curviline 18 più questo aggeggio diabolico fanno un vero finimondo. Crollano soffitti, crollano campane, crollano persone e crollano pure le speranze per i 2 parà di salvare la pelle. Ma questa che cos'è? È la cassa personale del dittatore, generale. Per il parà pare, però i 2 parà, tra una coppa di benzina ed una di champagne, vi attendono
Tra breve qui, tutti quanti.